Eder. Mech. Pallister. Il 2024 potrebbe essere ricordato come un anno particolarmente significativo per il panorama giudiziario italiano, caratterizzato da eventi e sviluppi che hanno scosso profondamente l'opinione pubblica. Un anno in cui, se da un lato si potrebbe registrare un calo nei femminicidi propriamente detti, dall'altro i crimini contro le donne continuano a delinearsi come un fenomeno endemico, con un contesto complessivo che resta drammaticamente complesso. Parallelamente, si osserva una crescita del coinvolgimento di giovani e giovanissimi, sia come vittime sia, e in modo ancor più allarmante, come presunti carnefici. Questo fenomeno impone una riflessione profonda sulle dinamiche sociali e sulle radici della violenza. Tuttavia, molti dei casi più eclatanti di quest'anno restano aperti, con indagini e processi che proseguiranno nel 2025, sottolineando l'importanza di rispettare la presunzione di innocenza fino a giudizio definitivo. Tra i casi che hanno continuato a monopolizzare l'attenzione mediatica, spicca quello di Liliana Resinovic, una vicenda intricata che sembra celare più domande che risposte. La donna, di 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dopo una prima fase di indagini che sembravano puntare verso un'ipotesi di suicidio. Nuovi sviluppi hanno riacceso i riflettori sulla possibilità di un omicidio. La riesumazione del corpo, disposta nel febbraio 2024, ha permesso di effettuare ulteriori accertamenti presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano. Questi hanno confermato l'asfissia come causa del decesso, ma hanno anche portato alla luce una serie di dettagli inediti: lesioni mai rilevate prima, come un'emorragia sotto la mano destra, una piccola ferita sopra lo sterno e una frattura vertebrale perimortale. Suggeriscono che Liliana potrebbe essere stata aggredita poco prima della morte. Si aggiungono a queste una tumefazione alla palpebra destra, una macchia ematica sulla narice destra, segni sul labbro inferiore e infiltrazioni emorragiche su lingua e orecchio sinistro. Un elemento che desta particolare attenzione è l'incompatibilità tra le lesioni e la posizione in cui il corpo è stato trovato. Distesa sul fianco destro, quando invece alcune ferite indicherebbero un impatto sul lato sinistro. Inoltre, gli abiti della donna sono stati descritti come insolitamente puliti. Un dettaglio che alimenta l'ipotesi che il corpo non sia rimasto nel boschetto per i 21 giorni intercorsi tra la scomparsa e il ritrovamento, ma che possa essere stato spostato successivamente. Restano ora 25 quesiti cruciali ai quali gli esperti dovranno rispondere con il rapporto finale, atteso nelle prossime settimane. Un altro caso che ha lasciato l'Italia sgomenta è la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, avvenuta l'11 febbraio 2024, in quella che è stata ribattezzata la Villetta degli Orrori. 3 membri della famiglia Barreca sono stati brutalmente uccisi: la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel. I loro corpi raccontano storie di sevizie e torture, con Antonella che sarebbe stata persino bruciata insieme ai suoi oggetti personali. A contattare le forze dell'ordine è stato Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, che inizialmente ha dichiarato di essere estraneo ai fatti. Tuttavia, le indagini hanno portato lui e la figlia 17enne tra gli indagati, insieme a 2 conoscenti della famiglia, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Una perizia psichiatrica ha stabilito che Barreca non era capace di intendere e volere al momento dei fatti, aggiungendo un ulteriore livello di complessità a una vicenda che ha lasciato segni profondi nella comunità locale. L'11 febbraio 2024 segna anche il ritorno di Michele Misseri nella sua abitazione di Avetrana, dopo aver scontato la pena per occultamento di cadavere e autocalunnia nel caso dell'omicidio della nipote Sara Scazzi, avvenuto nel 2010. Pur avendo ormai concluso il suo percorso detentivo, Misseri continua a dichiararsi unico responsabile del delitto, in contrapposizione alle condanne all'ergastolo inflitte alla figlia Sabrina e alla moglie Cosima Serrano, che si proclamano innocenti. La Corte europea per i diritti dell'uomo ha respinto il ricorso delle 2 donne, confermando una sentenza che continua a dividere l'opinione pubblica, tra chi crede alla versione di Misseri e chi invece sostiene che sia stato un capro espiatorio.
Tra i processi più significativi del 2024, spicca quello di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La Corte ha escluso qualsiasi incapacità di intendere e volere della madre, ma il secondo grado di giudizio potrebbe riservare nuove sorprese. Parallelamente, il caso di Nazia Shahin, madre di Saman Abbas, ha visto un passo decisivo con la sua estradizione dal Pakistan all'Italia. La donna, condannata in contumacia all'ergastolo, parteciperà al processo di secondo grado insieme al marito Shabar Abbas, anch'egli condannato per l'omicidio della figlia, avvenuto nell'aprile 2021. Numerosi altri casi hanno segnato il 2024, tra cui l'arresto di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli e il brutale assassinio di Sharon Verzini, uccisa senza apparente motivo a Terno d'Isola, tra agosto e settembre. La scoperta dei corpi di due neonati sepolti a Traversetolo ha aperto un nuovo capitolo di orrori, con Chiara Petrolini, una giovane ventenne, al centro delle indagini. Due processi emblematici hanno chiuso il 2024. Quello di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano, e quello di Filippo Turetta, responsabile della morte di Giulia Cecleddin. Entrambi i casi hanno posto in evidenza la necessità di un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un tema che resta tristemente attuale. Il 2024 si conclude lasciando aperti molti interrogativi e con un forte senso di inquietudine per un paese che si trova a fare i conti con le sue ombre più cupe. Il 2025 sarà decisivo per chiarire le responsabilità, ma anche per avviare un percorso di riflessione e prevenzione, nella speranza di costruire una società più giusta e sicura per tutti. Pandoro Gate e Chiara Ferragni. Lo scandalo legato alla beneficenza promossa da Chiara Ferragni con i Pandoro Ballocco è sfociato in una complessa inchiesta giudiziaria. La vicenda ha avuto origine nel 2022, quando la Ferragni ha lanciato una campagna in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino, donando 50.000 euro. Tuttavia, le autorità hanno contestato l'uso ingannevole del marketing, che avrebbe generato un guadagno milionario per le aziende affiliate all'influencer. Nel corso del 2024, Chiara Ferragni ha affrontato ulteriori accuse, tra cui quelle legate a una bambola Trudy e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Le indagini si sono chiuse con l'accusa di ingiusto profitto, mentre l'influencer ha rinunciato al ricorso contro la GCM e donato ulteriori somme in beneficenza. Il caso ha inciso sulla sua vita personale, portando alla separazione dal marito Fedez. Il caso Ilaria Salis. L'arresto della maestra italiana a Budapest per presunte lesioni ai danni di neonazisti ha sollevato polemiche, tra accuse di appartenenza a un'organizzazione anarco-rivoluzionaria e presunte violazioni dei diritti processuali. Salis è stata liberata solo dopo essere stata eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, ottenendo immunità parlamentare. Il disastro di Soviana. Il 9 aprile, un'esplosione nella centrale idroelettrica di Soviana ha causato 7 vittime e 6 feriti. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause tecniche dell'incidente, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per settimane per recuperare i corpi. Omicidio di Thomas Luciani. Un adolescente di Pescara è stato brutalmente ucciso da 2 coetanei per un presunto debito legato alla droga. Il delitto, caratterizzato da una violenza estrema, ha acceso il dibattito sulla devianza giovanile e sull'influenza della criminalità organizzata nei contesti urbani. Il naufragio del veliero Bayesian. Un veliero è affondato davanti alle coste di Palermo, causando la morte di 7 persone, tra cui il magnate Mike Lynch. Le circostanze sospette dell'incidente e la morte improvvisa di un suo collaboratore in Inghilterra hanno alimentato teorie complottistiche, mentre le indagini si concentrano su possibili malfunzionamenti strutturali. La strage di Paderno Dugnano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso i genitori e il fratellino in un gesto apparentemente inspiegabile. L'adolescente ha confessato di aver pianificato l'omicidio, lasciando la comunità in stato di shock. L'inchiesta Hacker. Un'organizzazione criminale ha spiato politici e imprenditori italiani tramite sofisticati attacchi informatici. La vicenda ha portato alla scoperta di un mercato nero di informazioni riservate,
coinvolgendo anche personalità di spicco e sollevando interrogativi sulla sicurezza dei dati in Italia. Questi episodi, ognuno a suo modo, hanno segnato profondamente il 2024, mostrando le molteplici sfaccettature di una società in costante trasformazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.